processo lungo verso l'aggregazione di aree omogenee e complementari, perseguito per gradi ed ora accolto con un plebiscito. Le assemblee di Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Area Metropolitana Venezia Rovigo, riunite in contemporanea al centro congressi della Fiera di Padova, hanno infatti votato all'unanimità la fusione delle due associazioni nella nuova casa che si chiamerà Confindustria Veneto Est e rappresenta, come ha spiegato nella sua relazione il vicepresidente di Fondazione Edison Marco Fortis, ben 5.000 imprese associate e 270.000 addetti, diventando la seconda territoriale di Confindustria dopo Assolombarda. Ed è una firma che pesa, quella tra i due presidenti Leopoldo Destro e Vincenzo Marinese, suggellata anche da un abbraccio sul palco. Quindi nasce un soggetto importante all'interno del nostro territorio e a livello nazionale. 1° gennaio convoglieremo in una casa comune e nascono sfide importanti, nascono le sfide che riguardano il territorio, riguardano le nostre imprese, riguardano i nostri cittadini, riguarda un'idea di sviluppo. L'Assemblea ha dato il via al piano industriale e all'accordo di integrazione nella nuova associazione di Area Vasta, ispirato ad una visione europea di sviluppo di questo imponente triangolo industriale su un'area che conta 3 milioni di abitanti e genera 96 miliardi di PIL, 32 miliardi e mezzo di export, il 55% del valore aggiunto manifatturiero del Veneto e il 6,8% di quello nazionale. Lavorare in squadra, i tempi sono difficili, abbiamo bisogno di collaborazione, forte collaborazione. Sicuramente i temi dell'energia rimangono ancora dei temi attuali, abbiamo le aziende che fanno ancora fatica a chiudere i contratti dell'energia e del gas, c'è bisogno di tagliare il cuneo fiscale di 5 punti, c'è bisogno di lavorare molto, e qua riguarda il Veneto, sulle infrastrutture, quindi speriamo che i soldi del PNRR vengano investiti bene anche qui localmente sulle infrastrutture. E perciò dal punto di vista produttivo, considerando che le filiere si stanno accorciando e ci sarà una fase di reshoring importante, aziende che torneranno a investire qui, dobbiamo investire sull'energia, dobbiamo sburocratizzare questo paese. Bisogna avere fiducia. Momento atteso anche il collegamento con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha tracciato un quadro degli interventi programmati dal Governo nella nuova manovra economica, sottolineando l'intenzione di affiancare le imprese in questa difficile fase economica. Abbiamo bisogno delle leggi migliori di questa nazione e quindi le porte di questo Governo saranno sempre aperte per chi vuole offrire proposte, per chi ha soluzioni efficaci, e io sono certa che Confindustria, che voi sarete sempre protagonisti di questo percorso, perché questa strada noi vogliamo percorrerla camminando a fianco del nostro sistema produttivo. Un'assemblea che ha avuto il fulcro nel confronto con i diversi rappresentanti del territorio, i sindaci e il Presidente della Regione. Direi che è un bel segnale, soprattutto perché punta all'economia di scala, a razionalizzare, ed è un segnale che anche il pubblico dovrebbe cogliere. Questo non è uno spot, sono 15 anni di lavoro, di discussioni di ogni genere, però ancora una volta dimostra come gli imprenditori arrivano prima della politica, e per cui la politica deve imparare da loro, e credo che anche il tema dell'autonomia possa ricadere nelle città, magari nelle città assieme, con dei temi specifici. La sinergia, la collaborazione, l'aggregazione per mettere insieme quelli che sono i punti forti e superare in modo più agevole e più di slancio quelli che sono gli ostacoli. Più siamo uniti, più siamo rappresentativi e più riusciremo ad affrontare questo periodo che è delicato, pieno di problemi ma anche ricco di opportunità. Rassicurante anche se sul lungo periodo la relazione del CEO di Intesa sul contesto economico internazionale. Secondo Carlo Messina i tassi di interesse potrebbero salire non oltre l'1% nel prossimo anno, che sarà forse il più difficile per le imprese, mentre dal 2024 l'economia potrebbe cominciare la sua ripresa. Le conclusioni sono state affidate al presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che ha richiamato i valori fondanti dell'impresa in Veneto, ricordando la figura visionaria e indipendente di Vincenzo Stefano Breda. Quel che ci aspetta non è facile, nessuno degli ultimi anni lo è stato, lo sappiamo, l'abbiamo vissuto insieme, ma quello che trovo nelle nostre territoriali e che anche oggi mi avete riconfermato è lo spirito degli imprenditori italiani. C'è una forza profonda che viene dalla nostra industria, che viene dalle vostre imprese, che viene da voi, una grande passione civile, anche oggi è stata testimoniata, ed è un valore a cui noi non rinunceremo mai.